L'annuncio del sindaco di Chiavari, che in Consiglio Comunale ha spiegato di aver avviato la trattativa con Italgas per chiedere una modifica sostanziale al progetto che verrà realizzato fra il nuovo tribunale e via Trieste, solleva perplessità fra le opposizioni. L'ex sindaco Roberto Levaggi si dice soddisfatto perché la realizzazione di posteggi valorizzerebbe il nuovo palazzo polifunzionale, ma critica l'iter che ha portato fino ad oggi la pratica. Bisogna trovare degli spazi di parcheggi e di viabilità adeguate per far sì che il tribunale nuovo, che era nato con fronte via Trieste, possa aprirsi verso la città. Con me questo progetto non era mai nato perché anche con i tecnici con cui facevamo il piano urbanistico comunale avevo incontrato io da sindaco più volte i dirigenti di Italgas e avevamo detto che noi tanti volumi per residenza lì non li volevamo. Già nel luglio 2018 è apparso il progetto in comune, ci sono state tante riunioni, la commissione edilizia si è riunita 2 volte, aprile 2018, 19 e giugno 2019, quindi è giusto che il sindaco adesso intervenga e dica lì voglio servizi, però da sindaco e soprattutto da assessore all'edilizia e all'urbanistica bisognava farlo all'inizio questa cosa. Insomma, questa pratica ha suscitato molto interesse, ma ha suscitato molto interesse perché non è stata seguita sin dall'inizio con adeguata correttezza, a mio avviso. Anche il consigliere comunale oggi all'opposizione, Giovanni Giardini, che in ragione della pratica Italgas è stato allontanato dalla maggioranza, sottolinea come in questi mesi avrebbero dovuto emergere le criticità del progetto. Se c'è questo scatto in avanti da parte del sindaco, penso che sia stato anche dovuto al fatto che io mi sia mosso su determinati argomenti, che è quello in modo particolare che il piano casa così come è stato presentato non era corretto, questo anche avendo un parere autorevole da parte di un dirigente della regione Liguria. Il conteggio del volume non è quello che dovrebbe essere individuato nella normativa del piano casa, mi riferisco ai volumi demoliti. E in quel tipo di progetto che ho visto non venivano rispettati i parametri degli standard. Io posso applicare il piano casa in quel determinato modo, però i servizi che necessitano nell'ambito delle norme urbanistiche di riferimento vanno individuati all'interno del lotto e non monetizzati o portati fuori dal lotto. Attualmente noi siamo in una situazione di limbo dove questo progetto è depositato in comune e questo progetto dovrebbe essere o annullato da parte del comune oppure ritirato dalla proprietà.